Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera possiamo dire che ufficialmente il mostro non esiste, o meglio esiste solo nel racconto dei giornaloni, nelle pagine dei giornaloni di questi giorni che potete prendere e utilizzare per uno scopo, come dire, che spesso diventa quello primario nell'utilizzo dei giornali, cioè incartare un po' di verdura, pesce o alimenti, perché in questi giorni sui giornaloni il mostro è Matteo Salvini, ovviamente, questo incallito sequestratore di persone, questo criminale, questa persona spregevole, un autentico pericolo per il paese, e sono intervenuti sul tema da Richard Ghira e Ilaria Salis, no? Come dire, l'alfa e l'omega del bel mondo. Poi cosa succede? Succede che va in scena l'assemblea annuale di Confindustria, la prima per il neopresidente Emanuele Orsini, che tiene la sua relazione, una diagnosi, devo dire, che è andata al di là dell'occasione di rito, cioè molto completa, si condivida o meno poi i singoli punti, dello stato del paese. E cosa emerge da questa relazione del presidente di Confindustria, cioè la principale associazione delle industrie, delle imprese italiane, coloro che parte dell'establishment hanno un piede nell'establishment e l'altro nell'economia reale, però, cioè non vivono nel fumetto dei giornaloni. Allora cosa ha detto tra le altre cose il presidente Orsini? Beh, anzitutto ha iniziato dicendo che il taglio del cuneo fiscale è positivo e va reso permanente, quindi ha riconosciuto la bontà di una misura del governo, che tra le altre cose è rivendicata fortemente anche dalla Lega, e che su cui Salvini si è già espresso in sede di prossima manovra dicendo che andrà confermato. Quindi, come dire, c'è già una coincidenza, però uno può dire, vabbè, insomma, il taglio del cuneo è ovvio che Confindustria lo condivida, insomma. E poi andiamo su temi un po' più precisi, però. Per esempio, ha detto Orsini, il Green Deal è impregnato di troppi errori che hanno messo e mettono a rischio l'industria. La decarbonizzazione, inseguita anche al prezzo della deindustrializzazione, è una debacle. Questa è esattamente la posizione anzitutto di Matteo Salvini, anzitutto della Lega, anzitutto del gruppo dei patrioti in Europa, che si è tenuto fuori non solo da qualunque gioco, ma da qualunque ipotesi di gioco attorno alla maggioranza Ursula, proprio perché ne contesta uno degli assi portanti, cioè questa follia ecosocialista del Green Deal. Ma non è finita, sempre Orsini. Siamo convinti che il ritorno al nucleare sia strategico. Tutti noi abbiamo imparato che l'indipendenza energetica è questione di sicurezza nazionale. Allora perché tutti insieme non appoggiamo il nucleare di ultima generazione, invece di continuare a rifornirci a prezzi crescenti dalle vecchie centrali francesi? Sappiamo tutti che se cominciassimo oggi ci vorrebbero almeno 12 anni per poterlo utilizzare. Non possiamo perdere altro tempo. Il nucleare è strategico, non possiamo perdere altro tempo. Storica battaglia di Matteo Salvini e della Lega. Ancora sui costi di una transizione energetica folle, ideologica e non calata nella realtà. Le transizioni energetica, ambientale e digitale costano e costeranno migliaia di miliardi al sistema paese. Transizioni che hanno bisogno di tempo adeguato, senza che qualcuno, come sta avvenendo in Europa, confonda politiche ambientali autoreferenziali con politiche industriali per la crescita. E questa è esattamente la confusione che contesta da anni anzitutto la Lega di Matteo Salvini. Ma ancora, questione automotive. La storia e il mercato europeo dell'auto elettrica che stiamo regalando alla Cina parlano da soli. La filiera italiana dell'automotive è in grave difficoltà.
Continuando così regaleremo ai nostri competitor internazionali, come sta avvenendo per l'automotive, anche l'acciaio, il cemento, la metallurgia, con ricadute negative sugli investimenti, sulla crescita e sull'occupazione. Cioè questo abbaglio folle dell'elettrico, che poi è abbaglio e o operazione ideologica nell'interesse di un paese estero, extraeuropeo addirittura, la Cina, sicuramente non nell'interesse della nostra filiera appunto dell'automotive. Ma poi ragazzi, c'è proprio, come dire, la prova finale, c'è la pistola fumante, perché Orsini nella relazione ha parlato proprio di un tema specifico che è proprio una battaglia e un piano specifico del ministro Salvini nelle sue funzioni proprio rispetto alle deleghe che ha, e cioè la famosa questione del ponte sullo Stretto. La connessione del ponte sullo Stretto a un adeguato sistema ferroviario e stradale è imprescindibile. Bisogna dar seguito a tutti gli investimenti che sono stati previsti. Cioè Orsini dichiara chiaramente che è interesse del sistema paese portare il meridione, la Sicilia, il mezzogiorno nella contemporaneità e liberarne le notevoli potenzialità economiche oggi frustrate dal gap infrastrutturale. Cioè, voglio dire, capite che sui giornaloni c'è il mostro, no? Poi nella realtà c'è l'assemblea di Confindustria, non una sede distaccata della Lega, da cui emerge un'agenda per lo sviluppo che coincide in gran parte con l'agenda per lo sviluppo del supposto mostro. Ecco, capite voi che qualcuno non ce la sta raccontando giusta. Noi abbiamo la vaga idea che a non raccontarcela giusta siano ancora una volta i giornaloni. Grazie a tutti, vi aspetto domattina.